Commenta il fatto del giorno Luigi Vicinanza, direttore de Il Tirreno. Nixon è passato alla storia per il caso Watergate, la stampa libera che controlla il potere. Richard Nixon è passato alla storia per il primo presidente e l'unico presidente degli Stati Uniti costretto alle dimissioni. Fu protagonista di uno scandalo politico il più famoso nel secolo scorso. Qual è la storia? 5 personaggi si introducono nell'albergo Watergate di Washington, perciò si parlerà di scandalo Watergate, per manomettere gli uffici del Partito Democratico, rivale appunto di Nixon. 2 straordinari giornalisti del Washington Post sulle tracce di questo caso riescono a portare in tribunale i 5 personaggi, li fanno condannare e riescono a dimostrare il collegamento tra la loro organizzazione e direttamente la Casa Bianca. Dunque Nixon, che viene sottoposto a impeachment e nel 1974 è costretto alle dimissioni. È una straordinaria epopea della stampa libera che insegue e controlla il potere. I 2 giornalisti, Bob Woodward e Carl Bernstein, saranno poi protagonisti di un bellissimo film, Tutti gli uomini del presidente. Dunque la funzione della stampa come cane da guardia, secondo l'espressione anglosassone, cane da guardia del potere. Però, c'è un però, e questo però ce lo spiega Umberto Eco in un bellissimo suo intervento sull'Espresso di quegli anni. Sentiamo che cosa scrive l'intellettuale scomparso esattamente 2 anni fa. Scrive Eco: la stampa non vuole Nixon morto, lo voleva umiliato, perché la battaglia andava al di là di Nixon. La stampa americana ha vinto per i prossimi 100 anni, poiché occorrerà molto tempo prima che qualcuno dell'esecutivo in America abbia voglia di irritare la stampa. Questi però sono anche i limiti di una vicenda troppo bella per essere vera, così Umberto Eco. Watergate non è, come potrebbe credere, una facile mistica del giornalismo. La vittoria dell'opinione pubblica contro il vertice del potere è la vittoria di un potere contro un altro potere. Così Umberto Eco, e vedremo adesso con un nuovo inquilino, potentissimo inquilino alla Casa Bianca, Trump, se questo scontro tra poteri avrà risultati analoghi.